locandina e da un po' di tempo in qualche modo collaboriamo con la Fondazione Agelio e ci tenevo particolarmente a essere qua a questa occasione perché il mondo magico è un mondo che mi interessa molto per tanti aspetti. Per prima cosa leggo, io ho aperto Wikipedia, ho messo Google, ho messo Santa Maria e mi dice alla prima frase: i festeggiamenti in onore di Santa Maria si svolgono in 2 giorni, il 7 e l'8 settembre. Poi ho scoperto che ci sono tante date, però Santa Maria il 7 e l'8 settembre è già un primo segno. Poi volevo farvi vedere questa. Questo è un quadro fatto l'anno scorso nell'ambito di un progetto di 3 valli messi insieme, Valmaera, Valgrana e Vallestura, il quadro di Enrico Tealdi che abbiamo ad Espassi. E questo quadro, in volto femminile, è nato da un'idea concordata insieme dopo che l'autore, il pittore, ha girato per tutte le chiese della valle perché l'argomento era la pittura sacra della valle, e lui ha tirato fuori questo volto con delle tecniche di pittura medievali. Questo volto vorrebbe diventare, secondo noi, il volto femminile della valle. E queste attività si svolgono anche nell'ambito del progetto 1000 anni. Noi abbiamo un progetto che si chiama 28 maggio 2028 perché partiamo da una data simbolica in cui per la prima volta viene citata la Valdemari in un documento, che è il 28 maggio 2028. Quindi abbiamo preso questa data simbolica e stiamo lavorando a questo progetto, partecipando a varie iniziative. Adesso stiamo studiando come proseguire. È un progetto sulla storia della valle, non è un progetto solo culturale, sull'arte o turistico, come va di moda normalmente, ma un progetto storico. Storico vuol dire anche sociale, vuol dire anche capire qual era il modello sociale di questa valle, perché sono successe una serie di cose, tra cui gli statuti di cui abbiamo fatto la traduzione, e però vedo che siamo arrivati a un punto in cui se andiamo a analizzare oggi, per esempio, oggi su tutti gli interventi di donne, ce n'erano 2, forse 3, che hanno fatto degli interventi. Se guardiamo le amministrazioni di valle non abbiamo un solo sindaco donna, se andiamo a vedere le giunte sono scarsissime. Se guardiamo i personaggi storici, noi abbiamo tirato fuori con Rosella una 70, 80 personaggi storici della valle, di donne c'è quasi nessuna traccia, e quindi ci sembra importante dare un po' una svolta a questa cosa. L'intervento di oggi di Rosella che abbiamo concordato era proprio di che magia parliamo? Parliamo di una magia che riguarda le donne, quindi la marcia farfalla, la strega farfalla, chiamiamola come vogliamo, che per me rappresenta la capacità delle donne, che adesso viene definita con questo termine particolare che è un termine resilienza, quindi le donne resilienti, che è un termine che a me non piace tanto. A me piace molto di più il termine che proviene più dalla magia degli indiani, degli indios, quindi un termine tirato fuori da Castaneda nei suoi studi con gli Yaku, con gli stregoni toltechi, che è tensegrità. Tensegrità è un termine architettonico. Tensegrità vuol dire mantenere l'equilibrio in mezzo a tutte le spinte che ci sono. Ci possono essere spinte centrifughe, centripete, forze, e secondo me rappresenta lo spirito delle donne e lo spirito della valle. Io considero questa valle un luogo simbolo in cui nella storia sono successe tante cose che vengono man mano riportate a galla, ma che sono rimaste per secoli nascoste. Noi ci siamo trovati pochi giorni fa, il 10 agosto, a Saretto, quindi qua a 2 passi, a celebrare i patti di Saretto, e io ho scoperto in quell'occasione che a Saretto c'è anche un cimitero del battaglione Forlì, più di 40 morti nel 1940. Il battaglione Forlì faceva parte di quei soldati mandati da Mussolini a morire sui confini per poter avere la sicurezza di dichiarare la guerra.
quindi rappresentano l'inizio della seconda guerra mondiale. I patti di Sorrento sono il risultato di una serie di scambi fra resistenti italiani e francesi che il 31 maggio del 1944 hanno deciso di fare un patto in cui si ipotizzava già un futuro di Europa, di popoli e nazioni, non di stati, non di bandiere, ma di popoli e nazioni che collaborassero. Quindi è come se qua, a due passi, ci fosse l'inizio e la fine della seconda guerra mondiale. Le origini di Luigi Einaudi sono del mio paese, quindi i suoi antenati arrivano da un piccolo borgato del mio paese, e Luigi Einaudi, come sapete, è stato un attivo, come si dice, molto attivo nella fare la Costituzione italiana, è stato il primo presidente eletto, Banca d'Italia, quindi per me è anche un simbolo della nascita della Repubblica Italiana, di questo passaggio dal fascismo alla Repubblica. Questa valle ha avuto per secoli degli statuti, quindi era in qualche modo autogestita. Questi statuti non sono nati per caso, ma sono nati perché c'era un ambiente culturale, sociale e di persone resilienti, resistenti, che nei secoli hanno continuato a pensare a un modello sociale diverso, che poi è stato in tanti modi combattuto. Io faccio risalire un po' questa perdita di questo modello sociale al periodo dei Cattari, al periodo del Medioevo, a Dante. Dante è stato un po' per me uno spartiacque. Prima c'era la cultura trovadorica come cultura dominante in Europa, che era quella dell'amore, del cantare l'amore alle donne, e quindi il rapporto col femminile era alla pari, se non al contrario, no? La donna era considerata qualcosa di importante, mentre è stata sostituita dai miti nordici, dove per conquistare la donna ci si picchiavano, quindi la donna era l'oggetto, il premio per chi combatteva di più. Credo che il femminile abbia un rapporto molto più stretto con la magia. Uso il termine magia per semplificare, io non credo ci sia niente di magico, credo ci sia qualcosa di più complesso e anche più semplice in questo termine, e penso che le donne abbiano avuto da allora e per secoli questo sorta di retaggio legato ai roghi, ai processi, alle streghe e a tutte queste cose, ai termini che vediamo masca, che l'associa a prostituta, l'associa sempre in termini negativi. Ci siamo un po' trovati a nascondere questa loro caratteristica, perché è una caratteristica che nei secoli li ha portati a essere sempre discriminate, escluse, uccise, trattate male, e oggi questa cosa la trovo sempre più evidente. Cioè, la storia della violenza sulle donne è una roba che non sta diminuendo, pur pensando di essere un modello sociale avanzato. Vediamo tutti i giorni, in continuazione, questo tipo di violenza. Quindi credo che se vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo cominciare da lì. A me piacerebbe cominciare da Valmaera, mi piacerebbe lavorare con le nonne e con le bambine, che secondo me sono le nonne che possono essere libere da condizionamenti, possono tornare quando erano bambine, e lavorare con i bambini, le bambine in particolare, perché il mondo cambi. Perché il mondo cambia se tu cresci felice, e quindi cresci curioso, magari anche ribelle, ma accogliente col prossimo, col diverso, con chiunque, e quindi il concetto di far competere col vicino, di diventare il bullo della classe, oppure domani diventare il dittatore o il soldato o il persecutore, non dovrebbe neanche esistere nella mente delle persone. Più che combattere il cattivo, bisognerebbe evitare che i bambini che non nascono cattivi non lo diventino. Questo è un po' il messaggio, e credo che la parte magica e questa rappresentazione della donna farfalla sia emblematica di
propensione. Questo era un po' il messaggio che volevo mandare io da qua.